si è conclusa la solennità del perdono di Assisi, svoltasi per la prima volta ad Agrigento a cura della comunità parrocchiale della Madonna degli Angeli, riesumando un antico privilegio riservato a questa chiesetta un tempo chiamata la Gioiuzza. Questa chiesa in origine era una chiesa francescana, in quanto i frati del terzo ordine francescano dell'osservanza venivano a celebrare, a compiere servizi liturgici, a celebrare la Santa Messa in questa chiesa. Inoltre ho scoperto anche che è stato dato a questa chiesa in perpetuum il privilegio di celebrare il perdono di Assisi, l'indulgenza. E allora qualche cosina bisognava farla per ripristinare e far rinascere questo privilegio, giacché i parrocchiani dicevano che mai si era celebrata la festa del perdono qui nella nostra parrocchia. Un programma di circa 5 giorni, molto ricco di momenti di preghiera, riflessioni a cura di comunità francescane venute appositamente per tale ricorrenza, marce lungo le vie cittadine per manifestare la propria testimonianza di fede, nonché momenti culturali per raccontare dell'antica presenza francescana nella comunità ecclesiale agrigentina, a cura della dottoressa Doresita Marino. Infine, non è mancato l'aulico ringraziamento alla Madonna con canti a cura dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento. Per prepararci ai giorni 1 e 2 agosto abbiamo fatto un triduo lasciandoci aiutare dai frati francescani della Fraternità Santa Maria degli Angeli che vivono in un eremo a Canicattini Bagne, provincia di Siracusa. Sono stati 3 giorni, meglio 5 giorni intensissimi, sia come a livello spirituale, a livello culturale, sia come partecipazione di persone. Giorni pienissimi, tante iniziative che ci hanno aiutato a capire l'importanza del perdono da ricevere da Dio, ma da donare anche ai fratelli.